giusto. Allora io entro subito Sì. in argomento. 18 festival di Napoli, Nunzio, 18 edizioni. E poi dopo di questo che poi è succede? finito. E poi è finito Poi è così. finito, sono trascorsi 27 anni da questa brutta giornata che avvenne mentre si provava. Ci allontanarono, si presero le telecamere e se le portarono via. Ecco, adesso dovrebbero andare alcune foto Sì. dell'epoca, le vogliamo un po' commentare, tu sicuramente come no. ricorderai, ecco guarda, Lo scandalo del del festival. festival. Adesso Ecco, andrà sì, qualche sì, altra foto sì. e vediamo. Sì, sì. Questo Attesa. sei tu, eh? Questo Dove? sei tu. Dove? Sì. Sei cancelli della Rai, sei tu. Ah, ecco, figurati. Senza basta. E loro stavano fuori che aspettavano, io andavo a combattere. Questa è sempre più difficile la situazione del festival. Tremenda, una cosa, una cosa veramente brutta che io ricordo e me ne rammarico ancora. Ma tu, io un'altra domanda, penso, dico, ma tu credi che ritornerà alla grande di nuovo il Festival di Napoli? In questi giorni c'è molto fermento su questo Sì. fatto del festival e noi siamo sicuri che l'anno prossimo, cioè nel 1998, ci sarà il Festival di Napoli in grande stile. Lo vogliamo fare un grande applauso, un segno di augurio. Noi facciamo ancora in tempo, chi lo sa. Allora, Mario De Vinci, questa domanda è per te. Dunque, la tua famiglia è una famiglia di cantanti, ma secondo te è un frutto genetico oppure è soltanto un fattore di studio? Loro amano tantissimo la canzone napoletana. No, io penso che è un frutto genetico, perché oltretutto tu sai che i miei figli, sia Sal che Gino, sono nati in palcoscenico con me. Vero. E quindi artisti si nasce. E allora merito un altro applauso. Questa è proprio bella, la voglio sentire da te questa risposta. Mario, sei d'accordo tu sul fatto che la canzone napoletana, se non avesse avuto alle spalle forti case editrici, oggi, non so, non avrebbe goduto quel successo che ancora oggi la definiscono regina della canzone nel mondo? Certamente. Noi dobbiamo ringraziare veramente a queste grosse grandi case editrici, quale la Canzonetta, la Bideri e tante altre, che veramente hanno mantenuto e sostenuto da sempre questa nostra canzone, al di là di questi grandi autori che sono di Giacomo Bovi e tanti altri, che hanno fatto qui grandi mostri che sono quelle canzoni come O Sole Mie, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente è una cosa molto bella che dopo queste grandi fatiche ci sono queste canzoni che passeranno secoli e secoli e secoli e si canteranno sempre. Grazie a certamente, certamente, senza di loro certamente. tu non trovi uno spartito, Certo, non trovi certo, niente. certo. Per Questo è esempio, se molto tu bello. vuoi una canzone, che so, dell'edizione Canzonetta, vai lì, trovi ancora la casa editrice La Canzonetta e trovi la parte di canto e piano, insomma. Ecco, tu che hai partecipato, non so nemmeno io, non mi ricordo a quanti festival, quante trasmissioni televisive. Ecco, tu che sei un collezionista di dischi vecchi, Certo. tu che hai cantato le più belle canzoni napoletane, ce n'è una in particolare che ti ricorda qualcosa, che ti piace di più di un'altra? Ma vedi, riallacciandomi a quello che ha detto Mario Da Vinci e quello che dice il mio caro Nunzio Gallo, le canzoni per me sono come i figli, sai, come si fa a dire questa è più particolare, questa qui è più bella, questa è più brutta? L'importante è che, insomma, quando tu prendi una canzone la prendi come figlia, per cui è bella, è so bello tutto quanto per me, insomma.